Come al momento dall'appuntamento settimanale con Gnovis dal Monte. Cominciando con l'Argentina a Morteros, in tal nord-est della provincia di Cordova, è stata fatta la seconda tappa della missione in Argentina dall'Ente Friuli al Monte. Seconda tappa de missione in Argentina dall'Ente Friuli al Monte. A Morteros, dal nord-est della provincia di Cordova, sono stati ricevuti di Rossana Mataloni, presidente della Società Italiana, anche lei di origini furlanis di Cividad. Si è inquietata con la comunità del Fogolar Furlan e dal suo giovane presidente Mauricio Bertoni per presentazione dei due progetti sulla genealogia e sul tornare in Italia. Con la vince di Marta Dutto, fondatore e già presidente del Fogolar e del presidente della Federazione dei Piemontesi. Il gruppo, col presidente Franco Jacob, ha passato lì di Gergolet Agricola, una grande impresa fondata di Roberto, figlio di Albino Gergolet di Doverdò del Lago, Gulizze, che con 9 anni ha relat via in Argentina. La missione ha fatto una fermata a San Francisco per visitare la storica scuola del lavoro IPET Ingeniero Olmos, fondata 90 anni in daur. Il gruppo è stato ricevuto dal comune dal sindaco Damian Bernarte, prima di là a conoscere il parco industriale con una delegazione dal Fogolar Furlan e la sua presidente Carina Pecile. La giornata si è sierata con la visita a scuole d'antelieri e le sue conferenze dall'Auditorium Tecnoteca. In Argentina la delegazione è lade anche a Colonia Caroja. 147 anni di fondazione di Colonia Caroja. Per celebrazione al gruppo dall'Ente Friuli al Monte si sono giuntati Barbara Zilli, assessore ai financi de Regione Friuli Vignesi e Giulie, Roberto Revelan, sindaco di Lemone, Alessandro Marangoni, sindaco di Dartigne e presidente de Comunità Montane. Emigrati dal 1870 i Furlans che hanno fondato questo canton di Paradis ai 15 di marzo ieri in solitudine di Lemone. Così ha attaccato il protocollo di simulamento in Free Colonia Caroja e Lemone, con la firma dai sindaci Anna Nannini e Roberto Revelan. Ieri in presenza la console generale d'Italia a Cordova, Maria Luisa Lapresa, l'assessore Zili, il sindaco Marangoni, la vice sindac di Cividad Giorgia Karlic, il presidente dell'Ente Friuli al Monte Franco Jacob e il presidente del Fogolar e già sindac di città Luis Grion. L'impegno in les dues comunitats ha de portar endavant projectes per rinforçar i lor leams con attivitats culturals e socials. Per seguire queste amicizie dal Museo de Furlanie Case Copetti è stata una cerimonia di consegne dal Zigilli citat ai sindaci argentine Nannini e all'avvocato Antonio Rocha, dean dai Furlans di Colonia Caroja e già presidente del Fogolar Furlan. Una riconoscenza all'impegno che di lungo del tempo ha saputo portare in davanti la memoria e l'identità furlane di terre argentine. La domenica il gruppo ha partecipato al tradizionale Sagre de Ue di Colonia Caroja, una festa che si fa di 46 anni e che clama donche 12 Furlans di Argentina. Anche quest'anno il Fogolar Furlan di Saigon l'ha mettuto sul fricodè, il piatto tradizionale è stato protagonista dell'appuntamento annuale che tanti spietavilu, accompagnato dalla simpatia dai soci dal Fogolar fondati nel 2013 guidati da Raffaele Somma e per esempio di far conoscere il frico, l'inquintri anche una finalità benefiche a pro della popolazione locale. E per la sua particolarità nel 2023 alla avuto spazio anche in una puntata dedicata a Ho Chi Minh City dal programma televisivo Little Big Italy dedicato ai ristoranti italiani dal Forest. E alle dut per voi, vi sus d'appuntamento a lunis, mandi e buone serate.